Ciao, com'è andato il tuo esame di maturità e com'è stato il periodo di didattica a distanza? Ciao, allora, il periodo di didattica a distanza è stato, diciamo, è stato strano. In realtà ho avuto qualche difficoltà per quanto riguarda un po' le lezioni perché cali di connessione. In generale mi sono trovato bene con le verifiche a distanza, quindi è andata in realtà in generale bene sotto quel punto di vista. Per quanto riguarda l'esame è stato abbastanza facile, un po' di tensione iniziale, però comunque sia andato abbastanza bene, liscio. Beh, sinceramente abbastanza bene, sì, sono soddisfatta, insomma. E com'è stato il tuo periodo di preparazione all'esame? Ho avuto alcune difficoltà ovviamente per la situazione, però comunque mi sono trovata anche abbastanza bene con professori molto bravi. Quindi infatti sono molto soddisfatta di come sia andata e tutto. È diversa da tutte le altre sicuramente. Non so se è più facile o più difficile, però è diversa e cerca di aiutare gli studenti che non hanno avuto la possibilità di venire qua a scuola e studiare da casa. E com'è stata la tua notte prima degli esami? Non ho potuto dormire. Volevo essere già qua a fare gli esami e avere la vacanza, andare via. Beh, la maturità 2020 è un po' strana rispetto agli anni scorsi perché abbiamo fatto gli ultimi mesi a casa, però siamo riusciti comunque a fare lezione normalmente come se fosse a scuola. Adesso abbiamo ho un'ora di colloquio e spero che vada bene. E la tua notte prima degli esami com'è andata? Beh, normale, ho finito di ripassare, diciamo verso prima sera, dopo ho deciso di chiudere i libri e cercare di rilassarmi. Ma sinceramente in modo molto tranquillo e rilassato, comunque studio in maniera quotidiana un po' di ore, però avendo ancora un paio di settimane insomma per prepararmi all'esame comunque sono molto tranquillo e effettivamente un po' di diciamo, attesa c'è, speravo di poter essere magari un po' prima, però insomma tutti gli esami finiranno circa verso metà luglio e quindi questo è insomma. Per il resto bene, è stata una maturità un po' particolare, nuova, forse un po' triste finire il nostro percorso liceale dopo 5 anni in questa maniera qui, ma è mancato il contatto umano, è mancata la vicinanza con le persone, con i compagni di classe, nonostante comunque li vedessimo in videochiamata tutte le mattine, però manca proprio il rapporto, la scuola, l'ambiente, perché la scuola non è solo lezione, non è solo didattica, la scuola è società, la scuola è scuola di vita anche come scuola di crescita sociale all'interno di un gruppo. E questo è mancato in quest'anno ed sono mancati tutti i rituali della fine degli esami, l'ultimo giorno di scuola, la notte prima degli esami fatta festeggiando, insomma questa è una cosa che credo mi mancherà come ricordo nel futuro. Beh, questa maturità qui è stata subito un po' di ansia come le solite cose, però mi sono veramente stupito, mi sono divertito molto, è strano dirlo, però mi sono divertito, i professori mi hanno messo subito a mio agio e benissimo, meglio di così non poteva andare. E ascolta, il periodo precedente all'esame, cioè quello della didattica a distanza, com'è stato? Beh, come tutte le cose a distanza non è stato facile, però in qualche maniera i professori ci hanno dato una mano, sono sempre stati presenti, sono sempre stati con noi e siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo prefissati di fare e essere preparati a questo esame in modo impeccabile ed eccelso. È molto molto particolare, non ci aspettavamo niente del genere, è stato un po' tutto nuovo. Pensavamo di stare sui banchi di scuola adesso in questi giorni, affrontare la prima e la seconda prova e invece ci ritroviamo qua a fare questo mega orale. Però nel complesso siamo anche stati fortunati, ci manca un po' il contatto umano perché ovviamente tutti i professori sono distanziati, però nel complesso va bene, siamo contenti, un po' tristi ma contenti. E la tua notte prima degli esami com'è stata? Un po' deprimente ad essere onesta, ho ascoltato la canzone e basta, non sono uscita con gli amici, non ho fatto niente di particolare, però sono riuscita a dormire che è molto positivo. Buongiorno Vicepreside, un commento su questa maturità 2020? Non è semplice commentare questa nuova modalità di esame, speriamo unica. Certamente la modalità in presenza non poteva che
avere una modalità appunto di questo tipo, cioè solo l'orale, non potevano essere valutati gli scritti, per cui nella situazione in cui ci siamo trovati probabilmente è stata la modalità meno problematica per i ragazzi, perché per noi ha voluto dire organizzare tutta una serie di misure di sicurezza che non eravamo abituati ovviamente a mettere in campo, però insomma diciamo col lavoro di tutti ci siamo riusciti. Le aule sono sanificate regolarmente, più volte nella mattinata, quindi i ragazzi e i docenti lavorano in un ambiente sicuro, e poi i ragazzi hanno perlomeno questa sensazione dell'esame di fronte ai professori che li hanno seguiti.